Le 6.000 officine specializzate nell'installazione di impianti GPL e metano, di cui 470 dislocate in Veneto, possono tirare un sospiro di sollievo. Grazie infatti all'intervento di Confartigianato Autoriparazione è stato riconfermato l'eco-bonus per l'installazione di questi particolari impianti di alimentazione. L'allarme era stato lanciato a fine ottobre, quando l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione dei relativi crediti d'imposta. Il rischio a cui andavano incontro le officine era quello di dover pagare di tasca propria gli eco-incentivi erogati ai clienti, un fondo che per il 2010 valeva 17 milioni di euro. Si chiude così una vicenda che, come ricorda il presidente regionale veneto di Confartigianato Autoriparazioni, Natale Bernardi, ha tenuto con il fiato sospeso le piccole imprese installatrici che hanno rischiato di dover risarcire autonomamente le misure adottate dal governo per rendere eco-compatibili le autovetture più inquinanti.